Condanna Giustini Emanuele alla pena di anni 6 mesi 3 di reclusione. Marin Paolo Piazzetta Andrea alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno. Zonin Giovanni alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione. Condannati. Sono le 16 in punto quando la Presidente della Corte Deborah De Stefano inizia a leggere la sentenza che dichiara colpevole Gianni Zonin, ex Presidente della Banca Popolare di Vicenza, a 6 anni e 6 mesi di reclusione nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto poi dichiarato fallito. Nei suoi confronti, ricordiamo, il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni, interdizione per 5 anni dei pubblici uffici e la confisca per il valore di 963 milioni di euro. Assolti invece l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini perché il fatto non costituisce reato. I reati che erano stati loro contestati erano falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza ed aggiottaggio. In lacrime alla lettura della sentenza Pellegrini. Sono soddisfatto, basta. Si aspettava questo tipo di sentenza? Non mi aspettavo niente. Aggiottaggio, ostacolo dell'esercizio di vigilanza della Banca d'Italia, Banca Europea e Consob, le fattispecie dei reati. È sicuramente una novità. Anche, ripeto, dal punto di vista tecnico-giuridico, quindi costituirà un precedente giurisprudenziale importante. Il riconoscimento del risarcimento nei confronti dell'assoluta maggioranza, salvo singole posizioni, delle persone che si sono costituite parti civili. Condanna BPV in liquidazione coatta a pagare 364 milioni di euro e alla confisca di oltre 74 milioni di euro, ma soprattutto gli imputati sono condannati al pagamento alle parti civili di una provvisionale pari al 5% del valore nominale delle obbligazioni e azioni acquistate e in ogni caso non superiore a 20.000 euro. Si chiude così un processo lungo e difficile durato oltre 2 anni con 116 udienze di cui alcune si sono tenute anche in aula bunker a Mestre.